Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Mister, vabbè, non serve dire che era una vittoria che assolutamente ci voleva dopo lo scivolone di domenica scorsa e poi scopriamo alla fine che nonostante tutto siamo sempre lì, perché la zona alta è a un punto, se non sbaglio. Sì, un punto o due forse, non so, avevo guardato, mi sembravano due, comunque non cambia. Sì, era una partita che dovevamo vincere, assolutamente, quello sì, soprattutto anche perché al di là di tutto, per come la vedo io, da quando sono arrivato c'era una situazione, la prima cosa che era in programma è quella comunque di salvarsi. Era il primo obiettivo, no? Per come io ero arrivato, per come era andata tutta la prima parte del campionato, quindi oggi mi sembra che siamo comunque con la matematica che ci dice che siamo salvi e questo è il primo obiettivo, adesso ci mettiamo dentro l'obiettivo dei playoff. Partita, abbiamo visto tutti, comunque a senso unico, se proprio si vuole cercare il pelo nell'uovo, una ventina di tiri in porta alla fine la percentuale dei 2 gol. Ma forse è un problema che questa squadra ha dall'inizio, credo, quindi dei giocatori che creano tante situazioni, però poi magari sotto porta fanno fatica a fare gol. Mi sembra che comunque il nostro capocannoniere abbia 8 gol, sia Andreca, e gli altri poi sono un po' più staccati. Quindi credo che sia magari una problematica che purtroppo è venuta fuori durante l'anno e ha portato ad avere me come sostituto poi dell'allenatore che c'era prima, e quindi credo che sia comunque è una cosa che andrà valutata. Comunque punti sicuramente questi che fanno molto bene al morale, al di là della classifica e dell'obiettivo raggiunto, quello della salvezza. Ma danno morale anche un po' perché, diciamo la verità, dopo la partita di domenica purtroppo è stata una partita un po' particolare dove ci abbiamo messo, almeno da quando, parlo sempre da quando ci sono io, abbiamo messo tutti gli errori in una partita sola. L'ho detto, anzi l'altra settimana non ho detto niente, ma la partita non è che l'abbia vinta poi l'Adriese, che ha fatto una buonissima partita, ma l'abbiamo persa noi perché abbiamo commesso degli errori abbastanza grossolani. Purtroppo questa è una squadra che, se guardiamo, era partita molto bene, ha avuto il suo periodo difficile. Quando sono arrivato io siamo partiti di nuovo bene e poi abbiamo avuto ancora un momento dove abbiamo fatto delle sconfitte più meritate, ma perché eravamo noi che ci mettevamo qualcosa di più. Quindi poi credo che alla fine dell'anno si tirerà la linea e si vedrà che se una squadra arriva dentro ai playoff probabilmente ha qualcosa in più delle altre, e chi non ci è arrivato probabilmente a 360 gradi vuol dire che qualcosa ha lasciato per strada. Prossimi 2 appuntamenti ad alta quota contro Bassano e Dolomiti. Come si prepara il maestro a questi 2 appuntamenti? Noi li prepariamo anche per vincere le partite, perché ripeto, facciamo uno sport dove conta solo vincere poi alla fine, non conta partecipare. Noi le prepariamo bene per andare a vincere a Bassano e poi giocarci anche contro i Dolomiti, un'altra bella partita. Dopo però vediamo cosa succede, a fine tra 2 settimane tiriamo le somme. Siamo qui con Taras Şeremet, esordio in prima squadra e devo dire per un 2006 se non sbaglio, insomma un esordio che ha denotato una certa sicurezza. Tu come l'hai vista tra i pali? Prima cosa, buonasera a tutti. Primo erano un po' nervosino perché prima partita da prima squadra, e dopo 3-5 minuti ho lasciato questa roba e ho continuato a giocare con la squadra. Abbiamo fatto una bella giocata, una bella partita. Come è stato il trovarti, perché un conto è l'allenamento e poi un conto è la partita, il trovarsi con i compagni, l'affiatamento con il tuo reparto difensivo? Non è difficile, basta che dimostri il risultato, dimostra che ce l'hai esperienza e tutto il resto. Devi lavorare e basta, insomma questo. Per chi ancora non ti conosce, ci racconti un attimo qualcosa di te, da dove arrivi e qual è la tua esperienza passata? Io sono nato da Ucraina, arrivato 2 anni e 8 mesi fa, sono venuto in Mestre.
Il primo tempo erano difficili perché non sapevo italiano e dopo tra 2 mesi ho continuato a studiare italiano, ho dato corsi di italiano, eccetera eccetera. E dopo adesso parlo meglio, molto meglio rispetto a prima. Niente, con compagni ho trovato bene perché ho dimostrato che può giocare, che sono giovane, che dobbiamo dimostrare sempre e basta. Che cosa pensi del calcio italiano in generale? Prima cosa che per me è molto piacere è che calcio veloce, calcio tattico, prima cosa che subito tu vedi. È diversa molto densità perché se tu non ce l'hai la tecnica eccetera eccetera non puoi giocare anche qua. Hai un giocatore che non dico sia un tuo idolo ma qualcuno a cui ti ispiri? No,